Un ulteriore passo in avanti per alzare il livello della discussione. Ci vedremo lunedì prossimo, 15 ottobre alle ore 21 a Villa Sottanis, tutti i consiglieri della Val Petronio, i sindaci. Ho invitato i parlamentari del territorio, i consiglieri regionali, logicamente ci saranno i lavoratori, i sindacati, abbiamo invitato anche Confindustria e anche l'azienda, perché vogliamo veramente cominciare a discutere con l'azienda. Tutte le iniziative che abbiamo fatto sono finalizzate a scongiurare il trasferimento della Astore da Casarza a Casella, che causerebbe praticamente la perdita di 55 posti di lavoro con altrettante famiglie. Settimana scorsa lo sciopero dei lavoratori, una mobilitazione che comunque dura da settimane. In tutto questo lasso di tempo l'azienda si è fatta sentire. L'azienda non si è fatta sentire, questa è una cosa grave. Questa settimana, giovedì, gli assessori regionali allo sviluppo economico e al lavoro sentiranno l'azienda, questo primo quindi abboccamento, ma l'azienda ha in questo periodo, e lo sappiamo, ascoltato la mobilitazione del territorio, per cui crediamo che tutto il lavoro che è stato fatto non sia vano, ci sono ancora delle speranze, vogliamo continuare a lottare insieme ai lavoratori e adesso è arrivato il momento di discutere, sederci a un tavolo con l'azienda per far sì veramente che questa scelta scellerata di trasferire l'Astore da Casarza a Casella venga scongiurata. L'azienda risiede sul comune di Casarza Ligure ed è questo comune che mette sul tavolo alcune proposte per far cambiare idea all'azienda. Sì, noi siamo disponibili fin dall'inizio a vedere con l'azienda se ci sono delle possibili riduzioni delle imposizioni comunali, che però ricordo sono ben poca cosa. Crediamo che non sia questo il problema purtroppo, ma sia un problema ben più grande, è una multinazionale, fanno delle scelte che cadono sul territorio senza pensare a questi che sono i costi minimi per un'azienda, per cui noi mettiamo sicuramente sul tavolo questa iniziativa, ma crediamo che ci debba essere un'iniziativa politica di più ampio respiro, perché oggi è in discussione Casarza, domani sarà in discussione anche Casella. Il rischio è di perdere proprio questa azienda dal territorio della città metropolitana,